Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Allora, oggi oggi sei andato a incontrare negli studi della Universal un compositore molto interessante. Trattasi di Federico Albanese. Allora, Federico Albanese, dico un attimo io, insomma, è uno di quei compositori che viene definito facente parte di quella corrente che si chiama classica moderna, che io personalmente detesto questo tipo di etichetta, perché classica moderna non vuol dire nulla. Mi piace molto di più invece presentarlo come dire, un compositore attivo nella scia del minimalismo, del post-minimalismo. Ecco, questo credo sia più attinente al suo stile. Dico bene, Massimo Privitera? Yes, perché tra l'altro, intervistandolo di presenza, abbiamo sottolineato il fatto che lui odia avere delle etichettature, quindi proprio non si considera un compositore classico contemporaneo, non si considera un compositore post-minimalista, si considera semplicemente un compositore. E abbiamo parlato per l'appunto di questo suo album, che è molto molto particolare, ve lo consiglio veramente vivamente, Before and Now Seems Infinite, perché è molto cinematico, anche se non è una colonna sonora, è un concept album basato su questa frase da cui poi abbiamo tratto ispirazione per tutta l'intervista. La frase è: il ricordo di cose passate non è necessariamente il ricordo di come erano le cose stesse, di Marcel Proust. Da questa frase, che poi è il simbolo di questo album, abbiamo tratto tutta l'intervista. Abbiamo parlato anche poi del fatto che lui ha realizzato una colonna sonora nel 2019 di un documentario, The 12, di Lucy Martens, che narra l'evento accaduto nel novembre del 2017, quando 12 anziani indigeni si sono riuniti presso le Nazioni Unite a New York per creare un'energia di guarigione per lo stato attuale del pianeta. Quindi personaggi geograficamente all'opposto, diversi, ma con un unico messaggio forte per cambiare il corso che purtroppo ha preso il nostro pianeta. Quindi anche di forte attualità, perché purtroppo quello è, non è cambiato assolutamente nulla dal 2019 anzi dal 2017 ad oggi. Quindi, anzi abbiamo peggiorato, direi. Allora andiamoci a sentire quindi questa interessante intervista a Federico Albanese. Ciao Massimo. Buona visione. Benvenuti a Soundtrack City, questa puntata speciale con Federico Albanese. Ciao a tutti. Allora, ci troviamo negli uffici della Universal, di cui poi ovviamente, Federico è proprio approdato ultimamente sul mercato discografico con questo nuovo suo lavoro, facciamo vedere benissimo, che è Before and Now Seems Infinite, e con la nuova etichetta, tra l'altro, che è dice con la Mercury, giusto? Mercury, yes. Perfetto. Nuovo brand che fa parte dell'Universal, della Decca. Allora, ci troviamo con lui perché, anche se quest'album, vi dico già che mi è piaciuto tantissimo, ancora Federico non gliel'avevo detto, mi ha lasciato veramente sconvolto. Ora vi dico perché. Non è una colonna sonora, anche se in realtà lo è. In parte lo è, sì. E vi spiego anche perché. Federico ha avuto a che fare con il mondo delle colonne sonore, avrà ancora a che fare con il mondo delle colonne sonore, quindi poi magari ci rivedremo più avanti, non diciamo nulla, non spoileriamo, anche per scaramanzia è meglio così. Ma quest'album ha la particolarità, e ve lo dico già perché mi sono preparato la domanda, come al solito, e mi piace citare una frase che Federico ha messo all'interno, anzi ve la faccio vedere proprio qui, mi ha messo anche l'autografo, pensate, visto che sono già maniaco di queste cose. Qui c'è una frase di Marcel Proust che dice: il ricordo di cose passate non è necessariamente il ricordo di come erano le cose stesse. E allora, questa frase mi ha colpito perché, ascoltando il tuo album, mi sono reso conto che forse è la reale essenza di questo trascinante tuo nuovo lavoro compositivo.
Cioè da questa frase forse parte tutta l'idea di questo album stesso. Assolutamente sì, e forse diciamo la frase emblematica che racconta un po', l'album racconta diciamo il modo in cui ho approcciato questo lavoro, che è un lavoro di base sulla memoria. Infatti, perché poi ritorna sempre. Ma allora, buona parte dell'album ovviamente è strumentale, poi ci sono 2 canzoni di cui parleremo nel dettaglio, perché tra l'altro mi hanno colpito per la loro differenziazione, ma comunque una certa comunanza ovviamente nelle cellule emotiche, nella strumentazione e anche poi nell'aspetto compositivo. Allora, io l'ho trovato un album assai cinematico, Sì. Sia dalla prima all'ultima traccia. Tu esegui molti degli strumenti, ovviamente, più il violoncello, il violino solista, e poi citi tu anche, citiamo i tuoi collaboratori. Perfetto. Però non si può parlare soltanto di concetto minimale in quest'album, anzi è un viaggio di note e immagini, anche se quest'ultime non sono delle immagini in realtà reali, ma sono solamente immaginifiche. Quindi poi uno ascolta i pezzi e si immagina un viaggio, un on the road visivo. Sì. Per questo l'ho trovato molto cinematico. Allora, qual è il brano che rappresenta maggiormente questo lavoro e dal quale tu sei partito per poi, diciamo, strutturare tutto l'album stesso? Allora, forse non c'è un brano specifico, non c'è un brano specifico, diciamo, che rappresenta tutti i brani sono dei piccoli frammenti di memorie, no? Per cui in realtà io quello che ho sempre detto all'inizio, e poi questo è veramente un disco che andrebbe sentito nella sua totalità, che purtroppo oggigiorno col mondo del release di un singolo dopo l'altro diventa un po' più frammentato, ma invece è proprio un disco secondo me che va ascoltato tutto. Forse diciamo il primo pezzo che ho scritto, posso dire il primo brano su cui ho lavorato, che ho scritto, è The Quiet Man. Perfetto, che è quello che dice prima. Grazie. Che è un brano che è un mio modo di ricordare mio padre. Per cui è stato poi il brano che poi ha lanciato anche un po' tutta l'idea di andare a scavare nel passato, no? Andare a cercare dei ricordi dargli una nuova luce in qualche modo. Senti, questo gioco della memoria, della remembrance, come dicono gli inglesi, quindi di rimembrare, il tuo rimembrare è molto visivo, infatti hai ragione tu, hai detto che un ascolto si deve fare immersivo, proprio totalizzante, e una volta che tu l'ascolti tutto quanto ti rendi conto del viaggio che tu hai fatto mnemonico e soprattutto ti rendi conto anche visivamente cosa tu hai voluto dire, perché poi c'è tutto un messaggio particolare, cioè il fatto di ricordare, a te ricordi una cosa ascoltando e tu l'hai composto, l'hai scritto e quindi ti sei già dato delle immagini. Tra l'altro facciamole vedere perché ci sono, anzi do a te il piacere di farle vedere ai nostri... L'idea era quella di per ogni brano più o meno ha una fotografia che va insieme, sono fotografie che alcune sono state scattate da me nell'arco di questi ultimi anni, un po' in luoghi magari in cui sono tornato, luoghi del mio passato che volevo magari rivedere con una luce diversa, e alcune sono fotografie invece, per esempio come questa, che sono foto, come anche la copertina, che sono invece foto che ho proprio recuperato da vecchie fotografie scattate da mio papà. O da Quindi quello sei tu? Questo sono io e questa è mia mamma, sì. E questo per esempio è un ricordo molto molto vago, che ovviamente ero molto piccolo, per cui non mi posso ricordare in dettaglio delle cose, però mi ricordo di una sensazione, no? E quindi poi la musica ti aiuta, la fotografia, la musica, quei ricordi frammentati di quelle sensazioni poi ti aiutano a diciamo ricostruirla un po' quella memoria, no? E magari il modo in cui l'ho ricostruita io non è esattamente come effettivamente è stato, come dice Marcel Proust. Infatti, perché poi sai, come si dice, dal pensare all'atto pratico il passaggio poi effettivamente può subire dei cambiamenti. Ma sì, poi è anche interessante il fatto che è quello che poi interessava a me, certo la memoria, ma anche il motivo per cui, cioè perché noi ci ricordiamo certe cose in un certo modo piuttosto che in un altro, no? Qual è il meccanismo nella nostra mente che ci fa ricordare certi dettagli e ometterne altri? Oppure, per cui
ogni memoria, ogni evento della nostra vita, visto da angolature diverse, ha un significato diverso, una valenza diversa e stimola sensazioni diverse, positive o negative, no? Per cui era quello anche che mi interessava capire, perché io mi ricordo di quella cosa piuttosto che non di quell'altra, no? Come mai ci sono dei vuoti, no? È lì che volevo andare, in mezzo lì, in quella linea, no? Che divide quello che è stato e quello che tu ti ricordi. Quindi sei riuscito poi, alla fine, secondo te, sei riuscito con quest'album a colmare quegli spazi che ti mancavano? Non so se sono riuscito a colmare, forse non credo, però quello che sono riuscito a fare è un viaggio, cioè sono riuscito a ricordarmi certe cose, è stato anche terapeutico, se vuoi, no? Possiamo anche definirlo così, a ricordarmi certe cose e a, diciamo, vederle sotto un'altra luce, no? Quando poi scrivi una canzone, quella canzone poi diventa un ricordo, anche la canzone stessa, il brano stesso, che però ha una valenza diversa per te, come sei oggi, no? A me non piace dare etichettature a un autore, a un compositore, a un musicista, però tu come ti definiresti come compositore e come autore? Ma guarda, perché poi usare la parola minimalismo ormai è talmente sdoganata, poi non penso non sei neanche tu. Ma non credo, cioè forse il minimalismo, diciamo, è un po' quel punto di partenza della musica, tra virgolette, classica contemporanea, no? Okay. Cioè tutto il mondo, che poi in realtà è il mondo degli americani, diciamo, da partire da Stravinsky, John Cage, poi Philip Glass, eccetera, eccetera, fino poi ad arrivare alla New Age, diciamo, quella che si chiamava una volta, ti ricordi la rivista? Non ricordo se cioè, CD con la cassetta, anch'io, sì. In cui, non so, Brian Eno, non so, gli anni 70, quei dischi di Harold Bad, Jonas, quello è più un mondo minimale, ma è più una ricerca di scultori del suono. Sì, bravissimo. Invece, che poi alla fine è l'evoluzione dell'impressionismo, se ci pensi, no? Cioè quello che poi è un po' l'eredità di Debussy. No, infatti noi ultimamente abbiamo fatto un monografico che dovrà andare in onda su Johanna Johansson. Ah, certo. E anche lui, diciamo, etichettarlo come autore, come compositore minimalista è sbagliato, perché è un ricercatore, come dicevi tu, uno scultore di suoni. Esatto. Anche lui era uno scultore di suoni, purtroppo ahimè è andato via troppo presto, Sì. ci ha dovuto regalare tantissime altre straordinarie opere, però effettivamente dare delle etichettature, delle etichette, poi è sbagliato, perché come si dice, si limita l'area creativa dell'autore stesso. Ma guarda, io penso che poi io sono arrivato a una conclusione, a me non dà fastidio niente, confesso, Okay. cioè se vengo, diciamo, catalogato, etichettato come musicista classico contemporaneo piuttosto che elettronica alternativa, quello che non penso che va tutto bene in realtà. Ma perché ho capito che alla fine poi è un po' un cruccio del mercato, no? Sì. Definire ed etichettare, non a caso si chiamano etichette discografiche. Infatti, nome, giustamente. Per cui quello, io mi definisco, io scrivo musica e mi sono sempre definito, diciamo, ho sempre definito, tra virgolette, dentro me stesso la mia musica come musica strumentale contemporanea, no? Perché non mi ritengo un pianista, poi anche lì è molto... No, tu sei un po' di strumentista, poi si nota anche... Suono strumenti, ma poi il piano, diciamo, è diventato centrale perché è uno strumento molto completo, no? Ovviamente è uno spettro sonoro molto ampio, per cui ti dà la possibilità di toccare tutte le corde possibili, no? E quindi lo utilizzo come, diciamo, diventa lo strumento principale, però non è il mio obiettivo è sempre quello di cercare di creare un suono unico, no? Che è costruito da tanti colori. Perfetto, no, infatti è questo che mi è piaciuto tantissimo del tuo album, e devo essere sincero, io è la prima volta che mi approccio alla musica, alla composizione di Federico, e devo dire che sono rimasto veramente... ascoltando miriade di colonne sonore, miriade di musiche tout court, devo dire che sono rimasto veramente impressionato, perché tu riesci a non etichettarti tu stesso, perché è come dici poco fa, tu fai musica e quindi sta a chi ti ascolta dare forse una sorta di nomenclatura, vogliamo chiamarla così, alla tua musica, ma neanche, lasciarsi trasportare. Sì, non sta a noi, diciamo, secondo me nessun artista, nessun musicista dovrebbe autoetichettarsi, anche a meno che non fa parte proprio di una scena ben precisa, non so, potrebbe essere il mondo dell'hip hop, piuttosto che... dove allora forse lì diventa anche quasi necessario, perché diventa anche un po' una sorta di status, no? Certo. Invece nel mio caso
non lo so, quello che mi sono preposto di fare musicalmente, di crescere musicalmente nella vita, è di cercare di spaziare un po' dove mi porta il cuore, diciamo, no? Dove voglio fare, per esempio, ci sono delle canzoni, non mi limito soltanto a una certa cosa specifica, almeno ci provo. Ma guarda, a proposito, visto che hai citato le canzoni, quindi mi aggancio, ci sono delle canzoni meravigliose. Summerside è eseguita da questa voce angelica sospesa di, spero di pronunciarlo bene, Marika Hackman, che è una cantautrice folk rock inglese. E mi ha ricordato, ascoltandola, forse diciamo è l'unico brano che un po' devia da tutto quello che è la struttura compositiva dell'album stesso. Mi ricordo di Clannad, ti ricordi? Wow. Lei ha quella voce bellissima, ne parlavamo poco fa con Giovanni Mazzucchelli dell'Universal, queste voci limpide, pulite, sempre straordinariamente con questi toni alti, queste quasi echeggiante che ti rasserena. E questa è una canzone bellissima, devo dire che è una delle canzoni più belle che ho sentito ultimamente. Ti ringrazio molto. Da agganciare, ritorniamo a questo straordinario interprete che è Obaro Ejimiwe, giusto? Sì. In arte Ghost Poet, Sì. che sembra Leonard Cohen. Sì, Obar è un artista a 360 gradi e ha un timbro che a me, diciamo, ricorda tra Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave. È vero, Nick Cave anche. E una grande forza comunicativa. Poi parla di sentimenti, Phil Again, quindi c'è veramente una roba. Ma guarda, vi devo dire che soprattutto la canzone di Ghost Poet l'ho descritta come un adagio lisergico. Veramente ha quella sensazione lì, proprio che poi arrivi nell'album, dopo queste due canzoni straordinarie, arrivi, anzi, tra una e l'altra, passi da questa marcia che mi ha fatto impazzire, che mi ha ricordato le marce di quando io assistevo da piccolo alla marcia bandistica, però che accompagnava i feretri, quindi una marcia funerea, ma in realtà no, perché una via di mezzo. E poi è anche legata al mese. Infatti, marzo, e poi che dà la chiusura a Before and Now, che poi tra l'altro è il nome dell'album, Sims Infinite, e quindi questo prima e dopo, e prima e ora, è quasi un trade union fra le due canzoni e poi tutti i brani strumentali, ma ti conduce proprio alla chiusura di questo viaggio che in realtà non si chiude, perché tu lasci è come se lasciassi un finale. Before and Now inizialmente era la traccia 1. No, infatti mi piace perché il fatto che rimane aperto, sì, che ti dà quella sensazione, e lo fai, perché io l'ho fatto, lo dico non è perché voglio svelenare Federico, però dà la sensazione che tu debba riascoltare tutto l'album. Senti, ma intanto come hai stabilito questa collaborazione con questi due cantanti incredibili? Allora, io avevo questi due brani che giravano e li sentivo non finiti, li sentivo che gli mancava qualcosa, ci ho provato svariati arrangiamenti, se non funzionava. Poi, diciamo, io vengo dal mondo del songwriting. Ok, infatti te lo volevo chiedere, qual è la tua formazione. Per cui, diciamo, sempre da quando ho iniziato poi a fare musica da solo, è sempre stato un po' un mio sogno nel cassetto, quello di cercare di incorporare anche, di tornare a scrivere canzoni, di incorporare la voce anche nel mio lavoro. E c'erano questi due pezzi che secondo me erano forti, che funzionavano, però gli mancava qualcosa, avevo bisogno di condividerli di base con qualcuno che mi aiutasse a raccontare una storia, no? E io sono fan di Marika Hackman e Ghost Poet da anni e anni, li seguo da sempre. E niente, cioè per me erano erano come se fossero fatti per loro, no? Cioè, ci sentivo la voce di Marika su Summerside e sentivo la voce di Ghost Poet, perché sul brano Feel Again cercavo qualcosa di parlato quasi, cioè quasi più una poesia che una canzone. Di stornello di cantastorie. Esatto. E quindi niente, curiosamente sono riuscito a entrare in contatto con entrambi, gli ho mandato le canzoni e hanno accettato di fare questa collaborazione e me ne hanno fatti diventare dei capolavori. Io
Poi con Marica è stata una collaborazione remota, Ok. per ovvie motivazioni purtroppo. di pandemie, eccetera. Mentre invece, curiosamente, Ghost Poet, nel momento in cui io l'ho contattato, lui si stava trasferendo a Berlino, dove abito. Ah, ok. Per cui ci siamo incontrati, ci siamo visti, siamo andati in studio insieme, per cui è stata più una collaborazione forse più intensa, no? più viva. Allora guarda, visto che tu vivi a Berlino, che insomma è il fulcro di tutte le tendenze, tutte le rivoluzioni musicali da sempre, cosa significa per te stare proprio a Berlino stesso, che per eccellenza è il fulcro della musica? La musica poi anche lì non è etichettabile, c'è di tutto e di più. Sì, diciamo che Berlino, quando mi sono trasferito io, che era 10 anni fa, era veramente un centro di contaminazione, nel senso che mi si è aperta una porta quando sono arrivato, ho scoperto musica, ho scoperto arte, ho scoperto un mondo che non conoscevo, che qui non arrivava, almeno 10 anni fa. Adesso ovviamente è un po' cambiato perché poi si è gentrificato, la richiesta, insomma, è tutto diventato più costoso, è diventata una città in cui esiste molto business anche, mentre invece prima era proprio più legata all'arte, no? Cioè, è sempre stato Berlino e lo è ancora, nel senso che poi il business in Germania sta anche altrove, di più sta a Monaco, Francoforte, così. Diciamo, Berlino è la città che a me ha dato tutto dal punto di vista musicale, mi ha aperto una porta in cui anche sono riuscito a esprimermi in un modo in cui c'era una ricezione di un certo tipo, non c'era spazio, e quindi questo mi ha dato, come dire, un kick, un drive per continuare a fare, esplorare, sperimentare, eccetera. Perché tu sei trasversale comunque, io ho notato una grande trasversalità nella tua musica, nel tuo modo di scrivere poi tra l'altro. E qui veniamo a quello che poi in realtà solitamente concede il nostro programma Sound City, che sono le colonne sonore. Sì. Allora, io ho letto, ho studiato, e so che tu hai realizzato la colonna sonora di un documentario, tra l'altro molto particolare. Sì, quella è stata un'esperienza 12. particolare, 12, sì. Di Lucy Martens. Bellissimo, tra l'altro lo potete guardare online. Infatti ci tenevo che di gratuitamente, è un film, poi tra l'altro adesso secondo me ha ancora più valore, perché è la storia di questi 12 santoni, chiamiamoli così, che vengono da tutto il mondo, cioè da Africa, Siberia, Sud America, Giappone, eccetera, che sciamani, so come li vuoi chiamare. No, infatti, ma nel senso del santone e sciamano comunque se ci quel mondo lì, sciamani del Sud America, poi più India, sì, infatti. che sono stati invitati a New York, verso le Nazioni Unite, dalle Nazioni Unite, sì. per parlare, per fare, diciamo, un gathering, un incontro per discutere di spiritualità, di come possiamo effettivamente salvare il pianeta, il nostro pianeta. Ed è un percorso meraviglioso che questa regista ha fatto, che è andati a trovare tutti nei loro environment e poi ha seguito alcuni di loro nel loro viaggio a New York. E questi personaggi di una saggezza brutale, cioè semplicissima, parlano di come la natura, di come ci siamo dimenticati da dove veniamo fondamentalmente, no? di come ci siamo scordati di tante cose, di come non diamo più peso a tante cose, eccetera, eccetera. E quello per me è stato un lavoro straordinario, perché lì avevamo proprio fatto una ricerca su alcuni strumenti musicali del Botswana, per esempio, perché c'era un gruppo di indigeni del Botswana, oppure strumenti sudafricani, strumenti siberiani, e ho cercato di mettere insieme un po' la mia musica con quel mondo lì, no? Raccontando un viaggio, perché poi racconti un viaggio in territori che io non conosco, però sono andato a ascoltare le radio locali, capire che musica c'era, eccetera, eccetera. È uno di quei film, sai, quando poi fai un film è un'esperienza molto diversa dal fare un disco, no? Perché quando fai un film, diciamo, tu ti prostri da compositore, da musicista, per un'idea che esiste già. A servizio di... Esatto, sei al servizio di un'idea che esiste, che è altrettanto interessante, ovviamente, perché hai la possibilità di esplorare cose che altrimenti non faresti mai, come nel caso di questo film. Non avrei mai pensato di aggiungere una kalimba o un balafon nella mia musica, però l'ho potuto fare, ho avuto la possibilità di farlo, no? Perché quando fai i dischi per te sei sempre un po' attento, no? Invece quando l'idea è già lì, uno anche ha più
spazio mentale per cioè pur per avendo dei buttarsi, paletti, no? perché quei paletti sono dati da I paletti però sono più tecnici, nel mondo del infatti. cinema sono più tecnici, nel senso che c'è una cue, c'è una scena che ha quella durata, eccetera, ci sono dei tempi di un certo tipo, no? Però poi dal punto di vista creativo è molto aperta, secondo me, ed è in questo caso è stato super interessante. No, infatti, quindi mi invito a vederlo, si chiama The 12 ed è del 2019 di Lucy Martens. Allora, poi una cosa, allora mi appiglio a questo e poi ti faccio la domanda conclusiva. Ok. Se ti capiterà una nuova colonna sonora, Sì. diciamo che potrebbe capitare, Sì. allora, se ti capitasse di scrivere per una nuova colonna sonora, che genere di film o di serialità ti piacerebbe andare a... Guarda, io sono un fan, ne parlavamo prima, ce l'avevo sulla punta della lingua, perché poi ne parlavi prima di Johan Johansson, no? Che tra l'altro lui ha lavorato tanto a Berlino, lui stava a Berlino, ha lavorato tanto con persone che conosco, il mio sound engineer Francesco era il suo sound engineer, per cui c'è sempre stata una connessione. E io penso che Johan sia forse il compositore di colonne sonore migliore dell'ultimo decennio, forse anche di più, cioè nel senso che è uno che è veramente riuscito a evolvere il mondo della soundtrack contemporanea più di qualsiasi altro. Non è vero, condivido. Quindi diciamo un film come uno dei suoi primi che si chiama Prisoners, non so se l'hai visto. C'è un lavoro sul suono bestiale. Quel mondo lì mi piacerebbe, cioè quel genere di film. Un Arrival, non ti piacerebbe un Arrival? Diciamo che io Arrival sì, molto, però trovo che non penso di avere... Non mi sono mai cimentato nel mondo dei sintetizzatori modulari, cioè un po' Hans Zimmeriano, se vogliamo, no? Sono più... Arrival è forse la colonna sonora più bella mai fatta negli ultimi... Io ero lì quando lo facevano, per cui ti posso dire che un lavoro di ricerca incredibile proprio. Cioè, spero di fare tanti film, perché poi il cinema, diciamo, è la mia seconda passione, in realtà la musica e poi viene il cinema. Quindi sì, spero di fare tanti film, mi affascina tantissimo il mondo delle colonne sonore. Poi il modo in cui, per esempio, appunto Johan Johansson, ma anche altri adesso in passato, perché lavorare alla colonna sonora e la sceneggiatura insieme, cioè che la musica diventa un elemento focale del film, come anche se pensi a Inception, per dire, sì. No? In cui la musica si streccia, cioè quel brano di Edith Piaf, no? che viene strecciato perché più loro vanno giù, più il tempo si dilata, quindi in questo mondo qui è super interessante. E noi te lo auguriamo, anche perché ribadisco, questo album qui è la dimostrazione che Federico ha ben donde da dire nell'ambito delle colonne sonore e non solo. Allora, ultima domanda. Oh. Per la radio sempre, noi siamo in tante radio. Okay. Qual è la tua canzone originale, non scritta da te, della storia del cinema, che ti ha colpito particolarmente, ti emoziona ancora oggi di ascoltare e ti ha lasciato un'impronta nell'anima? No, allora ti dico Crepuscolo sul mare di Piero Umiliani. Ma perché? La legge dei Gangster. È stata anche in Ocean's. Bravo, sì. Più recentemente forse sì. Però ti dico quella perché innanzitutto siamo in Italia, poi è un brano che ascolto sempre, cioè è uno di quei pezzi che non muoiono, ma moriranno mai. Poi Umiliani è stato un grandissimo sperimentatore, innovatore. Esatto. Incredibile. Quello che ha fatto lui veramente ha dato poi il là a molti altri. Lui e Nino Rota, forse in Italia, sono per me tra i capisaldi del mondo del cinema. Bene, guarda, allora intanto ringraziamo Federico. Grazie. Before and Now Seems Infinite. E grazie veramente di cuore, è stato un piacere. Grazie a te. Grazie. Ciao. Ciao a tutti.